Amici appassionati, ben ritrovati, un saluto da Claudio Costanzo e benvenuti a Ionica Città di Messina, partita valevole per la prima giornata del campionato di giovanissimi regionali siciliano. I padroni di casa della Ionica di mister Ruggeri ospitano quelli di mister Fiumara e infatti proprio dal campo comunale di Santa Teresa che riparte la marcia dei giallorossi, nuovi volti, nuove leve, ma stessa voglia di far bene, proprio come i loro predecessori. Andiamo intanto a raccontarvi degli 11 scelti rispettivamente dai due mister. Per i padroni di casa scendono con il numero 1 Bartolotto, 2 Di Nuzzo, 3 De Clo, 4 Crisafulli, 5 Garigali, 6 Bongiorno, 7 Giannetto, 8 Spadaro, 9 Anthony Trovato, 10 Alberto, 11 Spadaro. Risponde all'altro lato il Città di Messina con Frisone dai pali, 2 Maiorana, 3 Pellizieri, 4 Panetta, 5 Gemellaro, 6 Gugliandolo, 7 Uiera, 8 Scarpì, 9 Fiumara, 10 Maurelio Maceli e 11 Alessandro Galletta. Divisa rossa con inserti gialli per il Città di Messina, risponde invece in tenuta nera la Ionica. Saranno proprio i giallorossi ad avere il primo sussulto, proprio con il loro capitano e numero 10 Maurelio Maceli, e con questo sinistro per poco non sorprende Bartolotta, si schianta infatti sul legno il suo tentativo e poi riesce ad alleggerire la difesa locale. Risponde dall'altro lato la Ionica con questo tentativo velleitario che non crea grossi problemi a Frisone. Si stanno studiando le due squadre in queste fasi iniziali, ma devono stare attenti alle verticalizzazioni della Ionica. I ragazzi del Città di Messina qui infatti Trovato prova a scappare via alle maglie rosse, ma il suo tentativo di mancino pecca di precisione e da un'azione fotocopia il lancio infatti dalle retrovie trova tutto solo Trovato a tu per tu con Frisone che non può sbagliare e firma il gol dell'1-0 per i padroni di casa. Partito in dubbia posizione di offside, riesce a trafiggere così Frisone. Parte subito in salita la stagione per il Città di Messina e mister Fiumara che non demorde e si affida al proprio numero 10 e capitano Maurelio Maceli, che qui però trova questo tiro sballatissimo molto alto sulla porta difesa Bartolotta. Lo stesso Maceli a cercare l'assist per un compagno era Galletta, che di testa ha provato ancora una volta a indirizzare verso la porta di Bartolotta. Sono proprio Auiera e Galletta i protagonisti della punizione successiva. Andrà il numero 10 alla battuta ancora una volta, facile preda dell'estremo difensore della formazione ionica. Si fa intanto interessante il pressing del Città di Messina, quando però arriva il duplice fischio del direttore di gara che rimanda le squadre negli spogliatoi, quando noi possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini alla ripresa con i padroni di casa che però partono subito meglio e hanno un'occasione agli sviluppi di questo corner che per poco non sorprende Frisone. Finisce infatti al lato il tentativo in diagonale della Ionica, prova a rispondere dall'altro lato sempre da calcio piazzato il Città di Messina con questo destro di Maceli che riesce a far suo in due tempi Bartolotta. Ionica che però da calcio piazzato si rende sicuramente più pericolosa, ancora una volta con Trovato che prova ad andare sulla barriera, non riuscendo però a impensierire Frisone. Intanto arriva il primo cambio nel Città di Messina, esce Auiera, al suo posto Fasciana all'esordio col Città di Messina. Infatti ricordiamo che uno dei due gemelli l'anno scorso era in forza del Messina Social School, col quale ha conquistato il titolo regionale. Qui intanto c'è stato un bel tentativo di De Clo che col diagonale ha provato a impensierire Frisone che di lì a poco abbandonerà il campo a favore di un altro Frisone, Edoardo, che va ora a difendere la porta del Città di Messina. Qui ancora la Ionica che scodella però dentro questo pallone ed è proprio il no entrato a esibirsi in questo colpo di Reni che riesce ad allontanare la minaccia della formazione locale in corner. Ionica che però si fa ancora una volta pericolosa con il proprio numero 9 capitano e scatenato Trovato, che per poco non aveva sorpreso Frisone con questo diagonale di mancino. Dall'altro lato risponde sempre a calcio di piazzato il Città di Messina e per poco non trova il gol del pari con questa spizzata di testa. Occhio però al contropiede della Ionica, qui infatti è inesistente la difesa di mister Fiumara che lancia Trovato praticamente a tu per tu con Frisone. Solo una straordinaria scivolata di Pellizieri riesce a mandare il pallone in out. Intanto entra in campo anche Buccieri a fare spazio, è stato Galletta quando la Ionica ci prova ancora una volta da calcio piazzato e sempre Trovato a provare queste traiettorie sulla barriera, non riuscendo però a impensierire Frisone. Dall'altro lato il Città di Messina trova però il sussulto vincente, pallo sul secondo palo, arriva Buccieri, proprio il ne entrato, firma il gol del pari per i giallorossi con il numero 16 Andrea Buccieri. L'uomo che non ti aspetti regala il gol del pareggio al Città di Messina in maniera forse anche un po' fortunosa, riesce a deviare il pallone praticamente col ginocchio battendo Bartolotta
avrà l'occasione nel finale Città di Messina anche per portare a casa i 3 punti. Qui con Pasciana che sradica la palla dai piedi di Bartolotta, prova a servire il fratello che non riesce a indirizzare verso la porta dei locali. Sarà l'ultimo sussulto di una bellissima gara. Arriva infatti il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine del match. Ionica 1, Città di Messina 1. Grande cuore per i ragazzi di Mister Piumara. E allora anche per oggi da Claudio Costanzo è tutto. Vi ringraziamo e alla prossima.